signori, buongiorno dall'altopiano di Asiago. Questo weekend, giornata fantastica intanto. Siamo venuti su nell'altopiano di Asiago, quindi molto comodi a casa. Ci siamo parcheggiati dove ci eravamo messi l'altra volta per visitare i mercatini di Natale, visto che l'area sosta è ancora in stato di abbandono. Dopo vi porto. Stesso identico stato ed è passato 1 anno e mezzo più o meno. Sì. Dopo vi portiamo giù a vederla, vorrei capire il perché. Perché comunque qui manca totalmente la possibilità di servizi camper in tutto l'altopiano. Sì, sarebbe una roba, tanta roba insomma. Sì, non capisco perché siano avanzati i lavori fino all'80%, 90%. Un gran peccato. E non parta, quindi vedremo. Qui comunque molto comodo al centro, perché sono circa 5 minuti, 7 minuti e costa 5 euro 24 ore, quindi prezzaccio e ci sta. Stamattina faremo un giretto qui intorno. Volevamo fare la strada del trenino, però sono 10 km a tratta, stamattina non abbiamo voglia, quindi faremo un altro. Partire prima. Sì, siamo presi con calma. Facciamo un giretto di 10 km circa qui intorno, andiamo sul punto panoramico dove si vede bene Asiago e l'altopiano. E siamo qui perché ho mio padre, ciao papà, in riabilitazione qui all'ospedale di Asiago, quindi li abbiamo preso dentro per venire su a farci un giretto noi, poi oggi pomeriggio andare a trovarlo. Andiamo a camminare intanto, vi portiamo con noi ad Asiago. Il percorso che faremo oggi è molto naturalistico e paesaggistico, passa dal centro di Asiago e andrà verso le contrade nord. Lasciato il laghetto dell'Umera alle spalle, poco dopo troverete un bivio, seguite per la destra dove è indicato il sentiero e si passerà allo sterrato in mezzo a questi prati folli. C'è un colore, ragazzi, una temperatura stupenda oggi. Comunque andremo verso le contrade del nord e sono state mantenute. Sì, conservano il loro carattere tipicamente cimbro e quindi deve essere molto particolare da vedere. E il punto finale del nostro giro sarà lì dove c'è la croce, quindi saremo in cima al monte B, che è il punto più alto della Conca Asiaghese, e da lì teoricamente si dovrebbe vedere un gran panorama, ma prima avventuriamoci nella cultura cimbra. Lì proprio in centro dello schermo si vede anche il sacrario di Asiago. Proprio una figata camminare in mezzo a queste contrade qua, bellissimo. E nel caso vi servisse, ragazzi, qui vedono anche il formaggio. Penso che comprare prodotti direttamente così sì. Dopo è una bella zona Asiago per i formaggi, quindi tanta roba. Bellissimo, ragazzi, ve la lasciamo in descrizione anche questa. Vai Miki che si dislivella. Questo sentiero, ragazzi, ci porterà su in croce e non vedremo l'ora di vedere il panorama, vero? Pensavo dicessi non vediamo l'ora di fare la salita anche. Vai. Scusate per i fiatoni. Siamo arrivati in croce. È stata intensa, per arrivare su una verticale di una pendenza incredibile, vergognosa. Le verticali le odio. Tosta. Con calma si arriva su. So che sembra che abbia fatto l'Everest, ma però ve lo giuro, sono stati 15 minuti di follia. Sì, no, fa tutto il dislivello in un'unica verticale breve, anche fra virgolette, però merita. Penso proprio di sì. Guardate. E da qui, ragazzi, si vede tutto. Circa lì abbiamo noi il camper, poi qui c'è il centro di Asiago, mentre dove è finito? Eccolo là, qui è il sacrario militare e si ha una vasta veduta sulla piana.
veramente bellissimo. Meritava? Sì, un Va sacco. bene? Sono distrutto, ma Ma va bene, ci sta. bel giretto. Ora ci rilasciamo un po' al sole, così riprendiamo un po' di fiato e cominciamo a concludere l'anello. Ci vediamo dopo. Pronti, recuperato fiato e Gamba. gamba, un po' di liquidi. Adesso ritorneremo verso giù, quindi faremo il giro della croce da dietro e scenderemo da questo versante. Lì in fondo vedete la strada che abbiamo fatto per salire, che è questa qua, e poi Andiamo a mangiare. esatto, ci vediamo in camper, vediamo se prendere un pezzettino di formaggio perché la voglia ci sarebbe. Andiamo giù. Allora, non abbiamo trovato la traccia per terra del percorso che era segnato sul GPS dell'app, quindi ritorniamo da Da dove siamo la arrivati? strada dell'andata, tanto per farvi capire comunque. Se Prende. vedete, lì la strada sparisce, addirittura sembra che ci sia un burrone, tanto per farvi capire la pendenza. Le nostre tracce invece le lasciamo sempre totalmente gratuitamente, non ci interessa di niente su Strava, quindi vi lasciamo il link in descrizione, oltre a il parcheggio, a tutte le cose che troviamo in tutte le nostre uscite, le trovate sempre tutte in descrizione. Se ci dimentichiamo qualcosa scriveteci nei commenti e provvederemo. È successo ogni tanto. Sì. Ci vediamo giù! Tanto qua abbiamo risvegliato un quartiere. Rischio salto stazionato per un setter, quindi mi chiede un po'. Io ho questa cosa. Cioè, Amo tipo- i cani, ma ho una paura folle che sono stata morsa. Quindi se non li conosco io vado in panico. Cioè, so niente, tutto a posto, era tipo un allevamento. Sì, perché Un si setter che vedevano c'erano che i cucciolini. patatine. Fantastico. Bellissime queste zone qua comunque. Una scoperta che per noi, perché non c'eravamo mai passati. Bellissimo. È pieno, ragazzi, di sentierini come quello che vedete alle nostre spalle, proprio disseminato. Noi ci troviamo bene con l'app Outdoor Active, è un'app praticamente social di escursionismo, quindi di camminate, di bici. Trovate percorsi già tracciati da altri appunto con le tracce, potete seguire col Ce navigatore. ne sono tutto. davvero una marea. Sì, oppure esplorare la zona e quindi magari capire che questo sentiero vi porta lì piuttosto che là. Insomma, noi ci troviamo bene, l'app è gratuita. Noi usiamo il piano free, quindi è tutto gratuito. C'è anche la versione premium, ma non l'abbiamo mai presa in considerazione perché per No. quello che dobbiamo fare basta e avanza questo qua. Le lasciamo in descrizione, vi metto magari qua l'icona del logo dell'app. Ci troviamo da Dio. Ora proseguiamo, andiamo giù verso il centro di Asiago. Pronti ragazzi, arrivati. Circa 9 km di giretto, molto bello e molto consigliato. Molto. Ora pranziamo e dopo andiamo che vi facciamo vedere come mette l'area sosta. Ragazzi, pronti? Ho fatto pranzo, riposino. Adesso il tempo si è un po' ingrigito, però va da Dio perché si è rinfrescata l'aria. Adesso dobbiamo andare a fare un po' di spesa per stasera, se Luke Dai, ci lascia. è stanco Luke. Quindi passeremo davanti all'area sosta che vi faremo vedere e vogliamo capire a che punto è, perché Penso tale e quale 1 anno e mezzo fa. sì, probabilmente sì. Vogliamo ringraziare invece una coppia di voi che ci ha riconosciuti oggi pomeriggio alle piazzali, si sono fermati a salutarci col loro cane Martino. Siete stupendi. Grazie mille perché vi siete fermati intanto, è sempre un piacere conoscervi e conoscere delle belle persone. Sì, E perché si vede subito. esatto, sapete quanto noi vogliamo bene i cani e capiamo tante cose che ci avete detto oggi pomeriggio, quindi grazie. Il supermercato è proprio lì, comodo, con questa pedonale. Noi arriviamo dal parcheggio che è proprio in fondo e niente, qui a sinistra c'è l'area sosta, vediamo un attimo. Questa è la situazione del Park Asiago. Parlando anche con Michela, Purtroppo secondo dobbiamo noi dire che è messa peggio. è messa peggio di come l'avevamo vista 1 anno e mezzo fa. Vuoi che è caldo, l'erba alta, che quindi ti lascia più effetto trascurato? Sì. Non lo so. Però ci sembra molto peggio. male, sì. Vedo se riesco a recuperare il video che avevamo fatto Sembrava l'altra volta. molto- Secondo me sembrava molto sì. meglio Sì. e molto più avanzata. Però ci sono le colonnine della corrente. Sembra essere tipo completa al 80-90%. Ma forse 90 no, perché non vedo la zona di carico e scarico già fatta. C'era. Ah no, Eccola là. quella là, cacchio. Eh sì, vedi? Secondo me sì. c'è tutto che a livello sì. di avanzamento è avanti bene. Sì. Però comunque sì, ragazzi, penso che di soldi qui ne siano stati spesi un bel po'.
c'è il cartello là, mi sembrava una roba tipo 250.000 euro, una roba del genere, quindi viva Dio che sì. rompe le scatole. Più che altro non capisco perché non la aprono. Già. Non so, come detto stamattina in tutto il letto piano non c'è una zona di servizi carico-scarico per i camper, fuori dai campeggi parlo, per carità. Quindi non esiste un'area sosta e non esiste praticamente servizio per i camper. È un peccato perché Asiago comunque sia a livello turistico tira tanto, Sì. ma tanto, e non capiamo il perché. Se qualcuno sa la risposta ce la dia, e sarebbe bello che questo video arrivasse magari l'amministrazione comunale o chi interessa o chi si è occupato di fare i lavori. Quindi se volete farli arrivare mettete un like, date punti hype e vediamo magari se scopriremo questo enigma. Però intanto andiamo a fare la spesa. Tra l'altro ragazzi, prima volta che proviamo l'esperienza di portare il Luke all'interno del supermercato sui carrelli dei cani. Tanto di cappello, Sì. È bello? Sì. Luke. Sul divano volante? Sul carrello volante? Me lo vedo anche benino. Sì? Buon ragazzi, spesa fatta. Quindi adesso si va verso l'ospedale di Asiago. Papà, forza! Dai che la portiamo a casa anche stavolta. E niente, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Questa altra chicca del nostro altopiano di Asiago. Semplice ma super bella, è piaciuta un sacco anche a noi, non l'avevamo mai fatta. E niente ragazzi, grazie mille, ci vediamo al prossimo video. Ciao!